Cari telespettatori, ben ritornati con noi come sempre nel nostro spazio consueto di approfondimento in collaborazione con lo SPI-CGIL del Veneto e parliamo di lotta all'evasione fiscale, di piattaforma unitaria per la fiscalità e quindi di tematiche estremamente delicate ma anche strategiche per quel che riguarda tutti i pensionati in essere, i pensionandi, cioè coloro che a breve o auspicano di andare a breve in pensione. Nostro interlocutore odierni, ben ritornata Rosanna Bettella della segreteria regionale dello SPI-CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutte e a tutti. E siamo collegati con Vigilio Biscaro, segretario generale dello SPI-CGIL di Treviso. Grazie segretario, eccolo qua. Buongiorno a te e a tutti. Benissimo, allora per quel che riguarda il nostro ospite collegato Vigilio Biscaro, che tanto prima o poi in studio verrà, suo malgrado, ma lo avremo fisicamente promesso, e si occuperà delle strategie che sono state adottate nell'area del Trevigiano, dal comune di Treviso, perché sappiamo che i comuni hanno un ruolo molto importante anche per combattere l'evasione fiscale. Però prima io direi di inquadrare quella che è la piattaforma unitaria, quelle che sono le dinamiche, le problematiche e l'eventuale trattativa, se avete in essere con il governo, diciamo sempre a livello unitario, vero? Perché bisogna sottolineare, certo. Siete CGIL, CISL e UIL da questo punto di vista sono concordi. Allora, com'è la situazione? Sì, ultimissime notizie, no? L'avrete molti anche l'avranno sentito dai telegiornali, da letto sui giornali, praticamente adesso si inizia una fase di mobilitazione, diciamo così, di ciclo di assemblee con lavoratori e pensionati, perché questa legge di bilancio assolutamente non ci trova concordi, non in tutto ma in alcune parti no. C'è stato un primo incontro con il governo ma senza nulla di fatto, non sono state raccolte le nostre proposte. Quali erano le vostre proposte, giusto per capire? Le nostre proposte intanto erano quelle di far diminuire le disuguaglianze in questo paese, che continuano a essere forti, di cominciare a parlare di previdenza ma in termini seri, mettendo una prima slide, posto, intanto la regia se ci mette in onda la prima slide che ci fa vedere, mettendo al primo posto i giovani, il tema dei giovani, perché questo è un tema cruciale assolutamente. E noi che siamo dell'organizzazione sindacale dei pensionati, per noi è davvero fondamentale che questo Paese, il governo, lo Stato pensi a loro, pensi ai giovani, dando loro un lavoro dignitoso, un lavoro buono come noi lo chiamiamo, con un salario dignitoso, perché si possano costruire un futuro per costruirsi una famiglia, per fare dei figli, ma anche e soprattutto per costruirsi una previdenza, no? Una pensione degna di questo nome. Se andiamo avanti così, assolutamente questo non lo potranno fare. I giovani continueranno ad andare all'estero, continueranno a trovare lavoro da altre parti, quindi perdiamo anche tutta una serie di intelligenze, no? che invece sono fondamentali per la crescita di un paese democratico come il nostro. E quindi insomma, se in agenda non c'è questo, diventa davvero molto, molto complicato. Non si prendono misure serie in termini di evasione fiscale, in termini di tassazione. Anche qua il governo mette a disposizione 8 miliardi ma lascia praticamente al Parlamento, dove insomma sono in gioco lobby, no? Che si contendono questi 8 miliardi, ognuno li tira per la propria parte, e quindi senza coraggio di invece destinarli a chi ne ha più bisogno in questo paese, e quindi per far diminuire le disuguaglianze che ci sono. Adesso qua vediamo la slide relativa all'evasione fiscale in Italia e poi nel Veneto in particolare. In Italia vediamo che si parla, ma sono sempre stime approssimative, si parla di 120-130 miliardi di euro. Cosa potremmo fare con una somma così elevata in questo Paese? Quante risposte potremmo davvero dare alle persone in difficoltà? No? Quanto potremmo mettere in campo per stare meglio tutti?
Eppure questa cifra ormai da anni e anni è sempre là, ferma, non diminuisce e ecco, anzi, ripeto, è quella che si conosce, no? È quella che si riesce così a quantificare, ma è molto di più. Ecco, c'è una slide interessante che chiedo magari dalla regia, gli importi recuperati, per cui qualcosa si recupera, però ormai a sufficienza, eccoli qua. Qui vediamo in Italia 6,5 milioni di euro, in Veneto 230 mila euro, Emilia Romagna 2,7 milioni di euro, Lombardia 1,6 milioni di euro. Pochino in Veneto. Ecco, questi sono, bisogna precisare che questi sono importi recuperati attraverso i patti anti-evasione che i comuni fanno con l'Agenzia delle Entrate. C'è questa possibilità? Questi sono una parte di quello che poi anche la Guardia di Finanza o Agenzia delle Entrate recupera direttamente. E però questo recupero per noi è fondamentale e importante, perché sono soldi che andrebbero nelle casse dei comuni e con cui potremmo veramente anche qua rispondere a livello più locale, più direttamente ai cittadini di quel paese, di quella città, con risorse vere, insomma, no? Chiaro. Ecco, i comuni coinvolti, qui ce ne sono le percentuali, vediamo comuni coinvolti, 2016 erano 53, il 9,4%, qua vediamo appunto le date degli importi recuperati per delle province venete, quindi qua si va nel dettaglio. Sostanzialmente 2019 abbiamo Verona 70.000, Vicenza 40.000, Venezia 64.000, Padova 13.000, Treviso 350, non mila, soltanto 350. Sì, 350 euro. 350 euro. Rovigo 621 euro, Belluno 545 euro. Insomma. Sì. Allora, siamo andati nel tempo diminuendo l'entità delle risorse recuperate e anche siamo andati diminuendo nel numero dei comuni che hanno sottoscritto questo patto anti-evasione. Sì, perché infatti se vediamo eccole qua le percentuali, le vediamo chiaramente che i comuni che hanno sottoscritto il patto. Quindi si vede che nel 2016 erano 53, ma io ho ricordi anche precedenti che erano molti di più a livello per arrivare al 2020 che sono soltanto il 3,2%, cioè 18 comuni coinvolti. Sì. Ma c'è qualcosa che non funziona? Appunto. Che viene da pensare, non c'è appeal ad aderire a questo tipo di iniziativa, qualcosa non va perché o diventa troppo oneroso per i comuni, tra virgolette, stanare chi non paga le tasse, il gioco non vale la candela, qualcosa ci deve essere, perché voi avete la contrattazione sociale, no? Dove avete questa interazione diretta con le amministrazioni, immagino che sarà oggetto anche di contrattazione sociale. Sì, è uno dei punti delle nostre piattaforme, la sottoscrizione dei patti anti-evasione. E anche chiediamo il motivo ai sindaci perché non li sottoscrivono, e forse qua Vigilio potrà anche darci, no? Vigilio Biscaro, che è il segretario generale dello SPI Treviso, che direttamente va ai tavoli con i comuni della sua zona, visto che è poi il comune che ha segretario Biscaro a questo punto viene chiamato in causa direttamente. Le cifre minori magari. Che cosa rispondono i sindaci? Come mai così poco Treviso, soltanto 350 euro? Allora, rispondo molto volentieri, però faccio una piccola premessa che Rosanna prima l'ha anche ricordata. Il fatto che non entrino tutte le tasse che dovrebbero entrare nelle casse dei comuni, questo significa automaticamente minori servizi per le persone, minori investimenti, se vogliamo, per il futuro, e perciò ci troviamo nella situazione per la quale, per ragioni, e qui voglio essere chiaro, quasi esclusivamente politiche, i sindaci che incontriamo, nel 2021 li abbiamo incontrati tutti, ci rispondono
in vari modi, ma o per colpa di mancanza di personale o perché non sono in grado di farle, e queste sono fandonie, di fare queste segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, si chiamano segnalazioni qualificate. I comuni si trincerano dietro queste impossibilità. Io ho fatto una breve analisi. Abbiamo circa il 32-33% di comuni in provincia di Treviso che non aderiscono ai patti anti-evasione. Gli altri vi aderiscono, ma non incentivano azioni per recuperare i cosiddetti crediti di dubbia esigibilità. Questo però non vuol dire che non ci siano dei comuni, come posso dire, bravi, che lavorano anche per recuperare questo, perché lo ritengono un dovere civico da parte loro, è un dovere civico, lo ribadisco io, da parte dei cittadini, di pagare le tasse, di pagare i contributi, di pagare le tasse amministrative, multe eccetera, che tanti comuni invece non vedono entrare nelle loro casse. Segretario, io le interrompo un attimo perché l'argomento è molto interessante, poi alcune domande da porre relativamente a questo discorso, però abbiamo la pubblicità che incombe, quindi pochi secondi di intervallo pubblicitario, poi ritorniamo insieme, resti sempre con noi e anche voi telespettatori, quindi a tra poco.